Serata ricca di appuntamenti quella di ieri nell'ambito della manifestazione Oltre Vigata presso la Torre Carlo V a Porto Empedocle, che ha visto il coinvolgimento dell'Accademia Belle Arti Michelangelo di Alfredo Prato con la scopertura di un pannello di piastrelle maiolicate su Luigi Pirandello donate alla città e la rappresentazione di ceramica a Raco a cura degli allievi dell'Accademia e del professor Domenico Boscia. Abbiamo scoperto un pannello in ceramica, in maiole che è fatto dagli allievi dell'Accademia di Belle Arti, coordinata dal professore Domenico Boscia. È un'attività che l'Accademia svolge fuori dalle mura proprie dell'istituzione Accademia e che coinvolge anche diversi comuni, non solo dell'Agrigentino ma anche da fuori provincia. Abbiamo fatto prima di questa inaugurazione del pannello una dimostrazione di ceramica a Raco sempre col professore Boscia. La ceramica a Raco è una tecnica di ceramica giapponese. Raku significa felicità e gioia. L'Accademia esce fuori, è uscita anche grazie un po' all'inaugurazione di questo bellissimo pannello che abbiamo donato alla città di Porto Empedocle, dove ancora una volta la figura di Pirandello la fata padrona, ma in particolar modo ci ritroviamo all'interno di un tempio storico quale è la Torre Carlo V, che ovviamente appartiene alla storia non solo di Porto Empedocle ma di Agrigento e di tutto il territorio, e attraverso la storia anche noi facciamo la storia. Quindi il seminario che ha approfondito le nuove forme di comunicazione della mafia con la presenza del procuratore Vella, del sociologo Pira, del commissario di pubblica sicurezza Sciarrabba e del giornalista Barresi. Oggi la mafia ha cambiato completamente il modo di comunicare, la mafia non è più la mafia dei pizzini di Provenzano, la mafia non è più quella che con un cenno della testa dà un ordine, ma oggi la mafia usa le tecnologie, fa le transazioni bancarie attraverso la rete. È un tema interessantissimo da approfondire che stiamo cercando di approfondire anche con i colleghi europei perché c'è grande interesse. C'è uno stereotipo della mafia che è quello del padrino che in tutto il mondo pensano possa rappresentare la criminalità organizzata anche in Italia e in Sicilia. Ormai la criminalizzata è ben altra cosa, è quella dei colletti bianchi e i figli dei mafiosi sono tutti laureati. Il linguaggio e la comunicazione continuano a essere un elemento fondamentale per qualsiasi attività, compresa l'attività criminale. Dalle nostre parti ne sappiamo abbastanza. Lei è stato coinvolto ultimamente in situazioni spiacevoli? E purtroppo nel nostro lavoro capita anche questo, non sono sicuramente cose divertenti, ma continuiamo a essere sul pezzo, continuiamo a essere al lavoro, insomma non arretriamo. Qual è il livello di criminalità mafiosa ad Agrigento, in provincia? Lei sicuramente avrà il polso, se brevemente ci fa un quadro. Continua a essere presente le organizzazioni criminali classiche, continuano a essere presenti organizzazioni criminali di altra tara, non meno pericolose. Lavoriamo. La mia partecipazione qui è per dare un senso di vicinanza dell'autorità marittima, in parte padrone di casa se vogliamo qui nel porto, e di far capire come per tutti gli argomenti trattati ovviamente noi siamo sensibili, specie per quello che verrà trattato questa sera, dove ovviamente anche noi siamo molto attenti a quelle che sono, diciamo, le dinamiche delle organizzazioni criminali e le varie forme di comunicazione. Quindi la serata conclusiva con lo spettacolo teatrale Cunto e Canta a cura di Lea Vella e Giugiù Gramaglia. È uno spettacolo, uno spettacolo di tradizioni siciliane che passa da Pirandello, Buttitta, Giacia, P3 e anche un autore locale, intervallato da musiche. È uno spettacolo dal vivo, diciamo così, tra virgolette, perché è uno spettacolo vero. È uno spettacolo che attraverso la musica entra proprio nei monologhi che farà Giugiù. E molti canti sono di Rosa Balistreri, da Bernami Lentis. Ripeto, le parole delle canzoni proprio sono attinenti agli argomenti che Giugiù ci farà e ci esporrà.